Passaggio di consegna al vertice del turismo di Confesercenti Nazionale, l'agrigentino Vittorio Messina assume la presidenza di Assoturismo, la verticale di categoria che riunisce le imprese del settore iscritte alla Confederazione. Vittorio Messina, già imprenditore alberghiero, presidente di Confesercenti Sicilia e vicepresidente nazionale della Confederazione, già presidente della Camera di Commercio di Agrigento, succede a Claudio Albonetti, che continuerà il suo impegno come dirigente dell'associazione. Un incarico che Vittorio Messina assume con grande soddisfazione. Ma sicuramente è un incarico prestigioso, soprattutto perché viene riconosciuto anche tramite me un pezzettino, diciamo, alla Sicilia. Arriva al vertice di Assoturismo finalmente un siciliano dopo anni di emiliani e di toscani. Ecco, come lo faremo? Lo faremo lavorando come sono stato sempre abituato, in squadre, cercando di portare tutte quelle che possano essere le ricadute sicuramente nell'intero territorio nazionale, ma con un occhio di riguardo alla nostra Sicilia. Il turismo è sicuramente la svolta, perché ancora i comparti tradizionali, soprattutto commercio e artigianato, sono lontani dal superare la crisi, mentre il turismo sicuramente è il comparto che dà le maggiori soddisfazioni e dà sicuramente le maggiori possibilità di sviluppo economico di una terra. Ecco, noi vogliamo inserirci in questo contesto e dare il nostro importante contributo. La Sicilia è ancora poco attrattiva, abbiamo visto i dati di ricezione, insomma, non sono molto alti, sono bassi. Come mai? Ma sicuramente c'è tanto da lavorare per proporre un'offerta seria, un pacchetto che sia all'altezza dei pacchetti che offrono anche i paesi nostri competitor, e questa è sicuramente la sfida che ci troviamo di fronte. Abbiamo anche una grande opportunità, quella della scelta in questo momento prioritaria dell'Italia come destinazione soprattutto dei turisti stranieri. Ecco, dobbiamo fare tesoro di ciò e dobbiamo trasformarla in un'opportunità che diventi non transitoria ma diventi ormai permanente. Ecco, su Agrigento ancora un mordi e fuggi, dove ancora anche il parco non sembra voler diventare il volano un po' della città. Eh sì, parliamo di programmazione, anche se con percorsi diversi dobbiamo arrivare a uno stesso obiettivo comune. Probabilmente negli ultimi tempi questo obiettivo comune si è perso di vista e ognuno ha cercato di tirare acqua al proprio mulino. Un passo indietro tutti, collaboriamo verso un obiettivo comune, che è quello, ecco, di trasformare un turismo mordi e fuggi in un turismo stanziale, cercando sicuramente di operare nell'interesse dello sviluppo economico di questa Agrigento.